Vi mostriamo adesso le immagini di una presentazione che si è tenuta oggi a Milano, davvero fantascientifica. Hanno presentato dei robot umanoidi, guardate. Immaginiamo un mondo in cui a servirti il caffè non è più una persona, dove a darti il benvenuto in hotel è un volto umanoide e dove ad assistere un anziano, controllare un'area industriale o muoversi in fabbrica è un robot capace di capire ciò che lo circonda. Quel futuro oggi è stato presentato a Milano, dove la robotica umanoide smette di essere fantascienza e inizia a entrare nella vita quotidiana. Robot progettati per interagire in modo naturale con l'ambiente, rispondere agli stimoli esterni e muoversi negli stessi spazi delle persone. I settori di applicazione industriali sono ad oggi limitati per quello che riguarda, perché non sono ancora conosciuti, ma invece nella vita di tutti i giorni, quindi nei supermercati, a casa, nell'assistenza agli anziani, alle persone, i cani vengono utilizzati per esempio come guardie, quindi possono girare in continuazione dentro e fuori dalle aziende o dalle case. E quindi le applicazioni sono infinite. La cosa che dobbiamo tutti capire è che sono dei bambini piccoli, hanno un cervello molto intelligente ma non hanno esperienza nel fare nulla, quindi dobbiamo insegnargli ad avere la pazienza di aspettare che crescano. Il mercato globale corre veloce, nel 2025 ha superato i 2,7 miliardi di euro e secondo le stime potrebbe arrivare a 70 miliardi entro il 2035, un'accelerazione che coinvolge industria, sicurezza, accoglienza, logistica e servizi. Protagonista della presentazione è Sir Robotics, azienda italiana con sede a Modena, che ha mostrato una nuova generazione di robot umanoidi pensati per lavorare accanto all'uomo, non più bracci meccanici fermi in postazione, ma collaboratori mobili, adattabili e personalizzabili. Nelle fabbriche possono assemblare componenti con precisione millimetrica, negli hotel accolgono gli ospiti, servono bevande e scattano fotoricordo, nei siti industriali pattugliano aree sensibili e segnalano anomalie in tempo reale, nei servizi supportano pulizia, accoglienza e sicurezza. Com'è possibile fare questo? È chiaro che il robot deve adattarsi, deve essere cedevole alle condizioni operative e questo è possibile grazie a sensori che avvertono la presenza di un oggetto, di un ostacolo, di un essere umano e sensori che in qualche modo consentono anche di elaborare l'informazione percettiva e di generare un'azione fisica. L'Italia osserva questa rivoluzione da una posizione privilegiata e tra i primi paesi europei per diffusione della robotica industriale e ora punta al salto evolutivo dell'umanoide, un'innovazione che non sostituisce le persone ma promette di affiancarle, liberando tempo, riducendo i rischi e aprendo una nuova convivenza tra tecnologia e vita quotidiana. È tutto per l'edizione Milano, vi ricordo domani l'appuntamento con il telegiornale del sabato alle 19 e alle 19:30, tra poco le previsioni del tempo, poi l'edizione Pavia. Arrivederci.